Amici ed amiche di Calcio 5 Show, come vedete siamo io e Max dopo la diretta di ieri, l'ennesima in settimana, doppio impegno, ormai ci stiamo abituando e stiamo prendendo piede, quindi ringraziamo le associazioni, le squadre che ci hanno contattato e quest'oggi partiamo con questa puntata direi molto ricca perché ci sono tanti ospiti che aspettano di parlare, perché ci sono tanti appuntamenti questo pomeriggio, questa sera nei parquet della provincia. E Max, direi di partire, se vuoi, subito con una serie di risultati. Partiamo ovviamente dalla Serie A, ma non faremo aspettare tanto il nostro ospite che parlerà invece di Serie E. Quindi per il momento direi partiamo con la Serie A, vai con risultati e classifica. Beh, guarda, intanto bellissima giornata, Pordenone Amatoriale Calcio 5 7 contro il TC Caneva Futsal 2, quindi 7-2 per il Pordenone, Bowman Pub Calcio 5 1, Biffet finalmente Futsal vince 7-1, poi Astra San Vito 6, Campez Calcio 5 2, Stella d'Argento 3, Montereale Futsal 4, e poi abbiamo Icem Calcio 5 4 contro il Ponte 94 0 e l'ultima Atletico Mareno Calcio 5 1 contro la BCC Pordenonese e Monsile 3, quindi 1-3 per la BCC. La classifica vede in testa l'Icem Calcio 5 con 16 punti, seguito dal Pordenone Amatoriale a 13, Amatori insomma a 13. Per quanto riguarda invece la Serie B, ti posso dare i risultati della Serie B e abbiamo della sesta giornata abbiamo gli Habaneros che hanno vinto contro il Black Magic 6-4, l'Atletico Conegliano ha vinto 6-0 contro il Bigozzi Team, il Pascià Cordenons ha vinto 2-0 contro l'Edi Legno Sacile, il Pascià Cordenons ha perso 2-6 contro l'Edi Legno Sacile, l'Oratorio Zoppola, GS Oratorio Zoppola ha perso 1-3 contro i Magici Falchetti che noi conosciamo bene, e poi il Boca Senior ha perso 2-7 contro la capolista BT Impianti 2-7, e poi Osteria al Pontello 2, i Fantas 4, in testa a pari metro BT Impianti, Atletico Conegliano, eccoli lì proprio con 15 punti, non hanno perso ancora una partita, probabilmente ci sarà il momento dove si scontreranno in maniera diretta, no? Assolutamente. Adesso però facciamo un salto trasversale, perché abbiamo Enrico Querin, eccolo qua, lo vedete per il momento assieme a noi, eccolo qua. Era stato presente anche in un'altra puntata di Calcio 5 Show che vi invitiamo a recuperare, e quindi Enrico con te parliamo di Serie E, quindi vedo. Adesso metterò anche i risultati, così ci commenti innanzitutto come è andata per voi del servizio CGN e ci commenti un po' questa sesta giornata di campionato. Sì, allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, rinnovo sempre i complimenti anche fatti ai miei compagni per la vostra trasmissione. Per quanto riguarda i risultati settimanali, diciamo che come detto la scorsa volta, in cui c'è una spaccatura di classifica tra le squadre di testa e quelle un po' più dei bassi fondi, ci sono un po' confermati i risultati, quindi noi abbiamo vinto 6-2 con Team New Zealand, partita che abbiamo avuto sempre in controllo, che abbiamo portato fino al 5-0 dopo qualche infortunio nostro, quindi avevamo tanti cambi e calato un po', abbiamo cercato di gestire, abbiamo preso poi 2 gol, abbiamo finito poi 6-2. Comunque partita sempre in controllo. Poi appunto ci sono la vittoria di Aotearoa e di Sudmania contro San Giorgio e le Ciaccole, poi c'è stata la partita probabilmente più di cartello del turno, in cui gli Only Fantas hanno vinto 5-1 con la stessa San Vito, presumibilmente sfruttando anche il campo di Borgo Meduna, che è un campo molto piccolo, quindi loro più abituati sicuramente a giocare in un campo del genere hanno la meglio, anche noi che abbiamo giocato qualche settimana fa in quel campo, abituati al Valery Space un po' più ampio, abbiamo avuto qualche difficoltà iniziale, quindi sicuramente il campo di Borgo Meduna per gli Only Fantas sarà un bel fortino. La classifica si conferma, nel senso che noi abbiamo mantenuto la testa, abbiamo un turno da recuperare con Sudmania che recupereremo a gennaio,
e quindi si conferma. Poi ci sono Aotearoa che incontreremo la settimana prossima, cioè lunedì, quindi sarà una bella sfida sicuramente. Poi Sudmanioli, Fantas, Astra San Vito, diciamo la squadra di testa, e poi Team New Zealand, San Giorgio e le Ciacole che sono un po' i fanalini di coda. E diciamo che, come dicevo, dato la scorsa settimana, le forze si stanno un po' evidenziando, quindi noi come servizi CGN adesso avremo un trittico di partite molto importante qui a gennaio, perché avremo tra dicembre e gennaio 6 partite e affronteremo 2 volte gli Aotearoa, 2 volte Sudmania, gli Only Fantasy e gli Asta San Vito, quindi saranno tutte partite molto toste e dovremo essere bravi a mantenere alta la concentrazione. Bravo, bravo, hai detto bene. Infatti poi ci racconterai come andrà Sì, questo tour de force, ecco, esatto, sì. che hai ben, diciamo, spiegato. E intanto ti ringraziamo per Grazie a questo tuo voi. contributo. Quando vuoi sai che sei sempre il benvenuto. Adesso purtroppo ci tocca salutarti perché abbiamo Certo, veramente un sacco di ospiti e certo. oggi la PGC prenderà possesso praticamente della trasmissione. Ci sono tante partite, tra cui un derby. Quindi grazie Enrico, a presto. Grazie a voi, a presto, un buon proseguimento di trasmissione. Ciao, Grazie mille, ciao, buon weekend. grazie. Ecco Max, diamo subito la linea, l'ho visto collegato, eccolo qua. Adesso Patrick, insomma, sei arrivato, era già stato presente Patrick Carli dell'Araba Fenice, e quest'oggi, anzi questa sera alle 19:30 ci sarà un derby provinciale in Serie C, che invece è un campionato regionale di FIGC, e vedrà di fronte appunto l'Araba Fenice contro il Futsal Pasiano. Come ci arriva l'Araba Fenice? Innanzitutto buongiorno, ciao Enrico, ciao Max, e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. Ci arriviamo tutti e due non benissimo, la classifica dice questo: il Pasiano ha raccolto solo un punto in queste prime 6 giornate, noi con 3, però con 2 gare in meno, però arriviamo da 2 sconfitte, soprattutto quella della settimana scorsa abbastanza pesante, perché quando vai in vantaggio per 3-0 poi subire una rimonta nel secondo tempo e non portare a casa neanche un punto non fa bene all'entusiasmo, e speriamo stasera di ritrovare soprattutto i punti che ci servono per smuovere la classifica. Ecco, io stavo guardando i risultati adesso della settima giornata della Serie C, vittoria dell'Udinese Futsal contro la New Team Lignano per 3-1, altra vittoria esterna dell'Aquila Reale per 6-5 sul campo del Turiaco. Come vedete, Clark Udine 300, e poi abbiamo detto del derby provinciale pordenonese, Araba Fenice, Pasiano Futsal. La classifica adesso la commentiamo assieme a Patrick, dove ci sono appunto le Eagles di Cividale a pari merito con Udinese Futsal, che però ha perso una gara a 15 punti. Quindi secondo te, chiaramente è presto per fare dei bilanci, questa sera sicuramente sarà un match molto tosto, però secondo te diciamo non avete affrontato tutte le squadre, ma secondo te è veramente la squadra di Cividale la più forte? Sì, noi abbiamo avuto la sfortuna, tra parentesi, tra virgolette, di affrontarla sia in Coppa che anche in campionato già in questo inizio di stagione, e i risultati sembrano parlare abbastanza chiaro anche per il divario che c'è con gli avversari, non solo in termini dei 3 punti della vittoria, ma proprio con la larghezza con cui vincono le partite gli Eagles di Cividale. L'Udinese si sta confermando in un ottimo momento, purtroppo ha abbandonato la Coppa per aver perso un paio di partite a tavolino per degli errori di lista, e però in campionato stanno spingendo. La vittoria di Lignano credo di ieri sera sia molto indicativa, e credo sarà grandissima bagarre per capire chi potrà riuscire a stare dietro agli Eagles di Cividale. Poi quando ci saranno degli scontri diretti riusciremo sicuramente a capirlo meglio. Credo che il campionato sia così: il Cividale una spanna sopra tutti, dietro una lotta per capire chi sarà la prima inseguitrice e se effettivamente potrà contrastare la vittoria del campionato, e poi tutti cercheranno un posto nei playoff.
Bene, questa sfida tra Araba Fenice e Futsal Pasiano è la prima in assoluto, mi confermi? No, c'è stata anche quella dell'anno scorso in realtà, perché il Pasiano Ok, già l'anno scorso ci siamo incontrati ben 3 volte, perché ci siamo incontrati anche nel girone di Coppa. 2 volte ci sono state vittorie nostre in casa nostra, sia in Coppa che in campionato, mentre in campionato in casa loro l'avevano vinta loro per 3-2. ecco, Quindi la quindi partita di oggi è apertissima sotto il punto di vista del risultato. Ovviamente noi ci auguriamo di poter fare il nostro bottino pieno e di non dare loro la prima soddisfazione stagionale. bene, bene. Allora, Patrick, io ti ringrazio intanto per aver partecipato. Adesso daremo spazio proprio ai vostri avversari, quindi rimani a guardare, diciamo, anche se non sei più diciamo, in trasmissione, perché parlerà adesso qualcuno che conosci. Comunque, grazie e in bocca al lupo per stasera. Crepi il lupo e buon proseguimento a voi in trasmissione. Grazie, Patrick, a Grazie. presto. Ciao a tutti. Ecco, abbiamo salutato Patrick, ma salutiamo anche Alfio del Futsal Pasiano. Questa Buongiorno. sera avversario appunto dell'Araba Fenice, sarà un bel derby e ovviamente, come abbiamo chiesto a Patrick, è una sfida molto interessante. Dici un po' come sta andando. Purtroppo insomma i risultati non sembrano arrivare, però bisogna avere pazienza, anche perché poi c'è stato il vostro nuovo allenatore presente. Insomma, raccontaci un po'. Diciamo che la stagione non è iniziata benissimo, anzi in Coppa è iniziata bene perché siamo alle Final Four. In campionato purtroppo stiamo andando male, sinceramente non me l'aspettavo, però adesso stiamo cercando di migliorare partita per partita anche col nuovo allenatore, facendo delle cose nuove. Stasera abbiamo il derby contro la mia ex squadra e quindi è sempre una partita sentita. Immagino. Quindi l'appuntamento per chi volesse andare a vederla alle 19:30, giusto, Alfio? Sì, al Pallaflora sarà un bellissimo derby combattuto. Speriamo di portare a casa qualche punto, dai. Assolutamente. Avete defezioni dalla vostra parte o siete al completo? Allora, no, siamo al completo, manca solo il secondo portiere, se no siamo tutti quelli che dobbiamo essere. Ok, secondo te il mister in settimana ha preparato qualcosa? Non puoi dire niente ovviamente perché ci guardano anche quelli dell'Araba, ma insomma... No, guarda, sta settimana l'ho preparata io perché il mister purtroppo era impegnato per lavoro, era via, quindi l'ho preparata io la partita di stasera. Max, hai qualche domanda per Alfio? No, adesso ci ha incuriosito perché naturalmente senza il mister, oggi ci sarà il mister, suppongo, Sì. però se l'hai preparata tu, chi dà le indicazioni? No, le dà il mister, naturalmente le dà lui, però insomma, sta settimana, visto che lui non c'era, l'ho preparata io in un certo modo. Si saranno sentiti, io Assolutamente, credo. sì, ci siamo sentiti, è tutto concordato, assolutamente. Certo, Ho cercato sicuramente più, poi il campo. sì, ho cercato più le motivazioni mentali che fisiche, insomma. Sappiamo che siamo in un momento di difficoltà e comunque l'Araba è una buonissima squadra, quest'anno ha tanti giovani e diciamo che per uscirne fuori da questa situazione bisogna metterci qualcosa in più. Certo, certo. Assolutamente. Insomma, anche a te ovviamente facciamo in bocca al lupo per stasera, poi Grazie. magari ovviamente non possiamo né parteggiare né per una né per l'altra, però insomma che sia una bella partita e per chi viene a vedere che sia un bello spettacolo. Ecco, questo sì. Grazie. Quindi grazie Alfio, buon pomeriggio e buona partita per stasera e a presto. Grazie anche a voi, buona giornata. Grazie, Grazie Alfio. Grazie, ciao. Ciao. Ecco, caro Max, ritorniamo in studio. Nel frattempo, se mi permetti, Manchester City 1,
Liverpool 0, perché naturalmente Haaland o Holland che si voglia ha fatto il golletto. Questo per la nostra garetta che facciamo sempre, giusto per dire. L'ho buttata lì. Invece per il tennis siamo palla break per la Serbia, 3-2 per Kecmanovic, quindi momento difficile, vediamo cosa succede. E, nel frattempo ovviamente a proposito di FIGC avremo sicuramente sia Maccan Prata che Pordenone Calcio 5 come ospiti. Volevo giusto concludere con te, se sei d'accordo, visto che abbiamo parlato di tutte le serie a parte la C e la D, anche perché proprio la D l'abbiamo vista ieri sera. Andiamo a leggere, se vuoi inizio io con la serie C e magari tu fai la serie D. Ecco, questo è ovviamente la C federale. Adesso arrivo con la slide corretta. Perché abbiamo appunto visto una bellissima partita ieri che riguarda la Serie D, Princess Bar contro Pizzeria da Mario. Però Serie C, io dopo. Dimmi Max. No, vai pure con la Serie C intanto. Serie C del CSI, vediamo Chiosco Bomber, Fioreria Toulouse 8-2, Olmè 2012, Opitergio un calcio 5 3-3, Rickinvelda Green Planet 4-4, Roller SDM a Wakanawa 3-3, Scafati Futsal Libertas calcio 5 5-2, Anzano calcio 5 3-2 contro il Livenza Gomme. Questo per quanto riguarda il CSI Serie C. Adesso vado a presentarvi anche la classifica. Nel frattempo Max sta già preparandosi con la serie D del CSI. Vediamo un po'. Ecco, adesso arrivo. E in serie C, quindi facciamo i complimenti con lo Scafati, doveva essere con noi Francesco, purtroppo non siamo riusciti ad ospitarlo. Lanzano calcio 5 su 5 con 15 punti in testa, seguono appunto lo Scafati Futsal a 11 e il Chiosco Bomber in coabitazione con Livenza Gomme a 10. Ecco, adesso Max vai pure con la serie D, io ti aiuto dalla regia con la sovraimpressione. Benissimo, comunque San Michele Fagnigola 10, Arbese 2013 2, FCS Sporting Porcia 3, Originals 2022 6, Green Futsal Bistrot 0, Cavolano United 4, Icem Calcio 5 4, TC Caneva Futsal 2, poi Sameville Calcio 5 7, Futsal Susegana 2 e poi abbiamo Princess Bar che ieri eravamo proprio presenti a fare il commento televisivo 6 contro la Pizzeria da Mario 2. Insomma è stata una bella partita che abbiamo visto. Per quanto riguarda poi naturalmente se mi permetti la classifica che adesso cercherò di far avere, la classifica guarda, è in sovraimpressione, la guardi, c'è l'Icem in testa. Beh, ma io non posso vederla perché sono orbo. Tu come sai, dopo una certa età non si riesce ad arrivare fino a quel punto. Dicevo che insomma Icem calcio 5 in testa con 16 punti, poi Sameville Sameville e Originals a 15 a pari merito e seguito poi da Caivano United a 12. Ecco, il Cavolano United, quindi quarto in classifica. Non riuscivo a leggere bene. Max, adesso abbiamo due ospiti subito pronti, uno lo conosciamo da tanto tempo, però ovviamente se lui è d'accordo, adesso vedrete chi sono perché li metteremo ovviamente sul palco, no? In questo momento, come vedete. Togliamo la classifica. Abbiamo il piacere di avere con noi due rappresentanti del Maccan Prata. Per dovere anche dobbiamo parlare con Elisa Vicenzotto, che vedo presente, della squadra femminile del Maccan Prata, e abbiamo come al solito Gianluca pronto a spiegarci un po' tutto quanto quello che succede attorno al mondo giallo-nero e quindi innanzitutto in questa giornata, come dicevamo, molto importante per dire no contro diciamo la violenza sulle donne, Elisa
Ecco, vedete Gianluca che ci fa vedere la bellissima maglietta. Elisa, cosa avete preparato questa sera? Buongiorno intanto a tutti, ciao. Buongiorno a tutti. Questa bellissima iniziativa appunto del McCann, entreremo oggi noi e anche la squadra avversaria con queste bellissime maglie rosse che hanno preparato, noi e anche la prima squadra ovviamente, e appunto contro questo tema molto importante. La società del McCann è molto sensibile insomma a queste cose e molto importante insomma, quindi poi adesso noi come squadra femminile ci sentiamo ovviamente ancora più diciamo prese in causa insomma, portare ancora più onore a indossare queste magliette veramente, perché è un tema molto molto importante e delicato insomma, e che non si tocca mai abbastanza. Assolutamente, poi anche purtroppo i casi di quest'ultimo periodo insomma ne sono un chiaro esempio. Ecco, tornando al calcio 5, voi questa sera tra l'altro giocherete, fate parte del campionato Tutto Campo Cup, giusto? A livello femminile, e questa sera con chi giocate, a che ora, dove possiamo vedervi? Immagino al Pala Prata, penso. Esatto, al Pala Prata alle 20:30 giochiamo contro il Basignano, e squadra sicuramente tosta, quindi partita molto importante anche perché per noi è l'ultima partita del girone di andata, perché la prossima settimana poi riposiamo e il 9 dicembre invece inizieremo con il ritorno. Visto che siamo in testa ma con altre squadre con lo stesso punteggio, sarà molto molto importante la partita di stasera. Sì. Quindi vedremo un po' cosa succede. Ovviamente poi estendi l'invito anche alle tue compagne di squadra. Ringraziamo Arianna ovviamente che si è sentita con Gianluca, insomma ci ha organizzato questa diciamo tua presenza e oltretutto insomma io e Elisa ci conosciamo, insomma abbiamo lavorato anche insieme, quindi devo dire mi avete fatto proprio una bella sorpresa, ecco, la casualità a volte, ecco, caro Max. Adesso Max, passo a te la palla, da te Gianluca, per raccontarci un po' tutto il resto del McCann Prata, perché ce n'è da dire qua. Vai Max. Certamente c'è tanto da dire, perché direi che da quella famosa intervista che andammo a fare proprio lì a Prata, no? Se ti ricordi Gianluca, abbiamo portato benino, per il momento. Come è andata l'ultima partita? Però mi sembra che comunque sì, non vi potete più nascondere a questo punto, credo, perché insomma direi che siete sempre lì, siete sempre sul pezzo, diciamo, no? E quindi voglio dire, non vi potete più nascondere. Dove volete arrivare a questo punto? Beh, mi concedi solo una premessa prima di parlare della prima squadra. Tanto ciao Elisa, buongiorno, grazie di averci dato questa disponibilità. Queste magliette ne abbiamo stampate più di 400, verranno regalate a tutti gli ospiti che entreranno al Pala Prata, la indosseranno la prima squadra, la squadra femminile, tutte le nostre squadre, alcune del settore giovanile giocheranno con quella maglia. Abbiamo messo 2 poltrone rosse con delle stelle di Natale a centrocampo, quindi stiamo cercando di essere più che mai presenti, non solo con le parole ma anche con i fatti, perché poi bisogna rispettare le donne tutti i giorni, mentre nello sport si vince, si perde, questa è una battaglia assolutamente da vincere, quindi per questo ancora più onore alle nostre ragazze che rappresentano il mondo femminile, quindi grazie anche a voi per darci questa visibilità. Sì, la partita scorsa è stata una partita molto difficile con un avversario, come sapete, di tutto rispetto, ma un pareggio che guadagnato alla fine, che insegna molto. Oggi crediamo sia una partita altrettanto difficile, perché è uno scontro al vertice con il Videoton Crema, che è secondo a 10 punti, mentre a 9 punti Aosta e Cornedo sono in trasferta. Quindi oggi è una partita tutta da giocare, i ragazzi sono motivati, sono in forma, sia dal punto di vista fisico che psichico, quindi ci aspettiamo un grande match, questo è indubbio. Quando si fa una serie comunque positiva, cioè senza sconfitte, no? Voglio dire, come si va in campo? Sempre con la paura che magari possa succedere, che magari prima o poi quella serie si spezzi, oppure si è sempre più motivati a far sempre meglio?
No, io credo che lo stato d'animo che cerchiamo di trasmettere anche con il nostro mental coach è quello di equilibrio tra motivazione, entusiasmo per la vittoria, ma moderazione perché si potrebbe anche perdere. Ci auguriamo meno volte possibili, ma per tutti i nostri ragazzi, dalla prima squadra ai più piccolini. Però la vita è fatta anche di sconfitte che devono essere trasformate, tradotte in energia. In questo momento i ragazzi sono molto solidi, la struttura, la società è vicina a tutti i nostri ragazzi, i ragazzi della prima squadra stanno bene fisicamente, sono preparati, non hanno paura di nessuno, questo lo devo dire, ma con la giusta moderazione friulana, se posso usare questo termine. Quindi Beh, bene, intanto, andiamo. Ecco, guardiamo la classifica. Guardiamo la classifica che appunto vede il McCann in Sì. testa con 14 punti. Quest'oggi proprio l'avversario è la Videoton Crema che è seconda. Loro sono stati neopromossi, hanno 5-6 ragazzi che giocano insieme da tanti anni, quindi hanno un nucleo consolidato più di noi forse, hanno un capocannoniere che è stato premiato per credo le 250 reti, non mi ricordo il cognome, devo essere sincero, quindi credo che chi verrà oggi in tutta la giornata con la prima squadra, 17, le ragazze, potrà vedere delle bellissime partite, un bellissimo spettacolo. Abbiamo bisogno che venga più pubblico, quindi anche voi ci potete aiutare a stimolare le persone a venire a vedere questo bellissimo spettacolo. E poi anche a celebrare, come dire, a commemorare qualcosa che non vorremmo commemorare mai più. Assolutamente, assolutamente. Quindi andiamo a vedere tra pochissimo, ore 15:30, il McCann in campo, poi si sta lì a Prata, insomma ci sono bei posti e poi a vedere anche le ragazze. Certo, assolutamente. Stasera. Bene, bene. Quindi intanto vi ringraziamo, Grazie. buon pomeriggio, buona serata a tutti e grazie di averci ovviamente degnato della vostra presenza come al solito Gianluca, ma Elisa insomma tu o qualunque rappresentante ci va bene anche per parlare di calcio femminile perché è doveroso, il calcio 5 non è solo maschile, questo lo diciamo subito. Sceglieremo un'altra collega di Elisa per la prossima partita e per quanto mi riguarda settimana prossima alle 6:15 si parte per Morbegno Sondrio perché saremo in trasferta là, 5 ore di viaggio e insomma speriamo sia un viaggio soddisfacente. Tanto grazie. Va bene. Grazie ragazzi e ci vediamo alla prossima intanto. Grazie, ciao Elisa, ci vediamo dopo, grazie a tutti e buon lavoro a voi. E viva le donne! Viva le donne sempre, rispetto per le donne. Soprattutto, grazie. Vi terrò un po' di maglie. Grazie. Grazie mille. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, ciao. Ciao. Allora, caro Max, non abbiamo finito perché avremo fra pochissimo, eccolo lì pronto perché alle 16 invece c'è il Pordenone calcio a 5, Cristian Bertoli, vice allenatore di questa squadra che sta facendo numeri, devo dire, da circo per dire, insomma, fare un complimento ovviamente, perché credo come sono gasati a Prata per il primato, si può dire che anche il Pordenone mi sembra che stia inanellando una serie di successi e come il McCann Prata ha aperto un canale su WhatsApp, quindi vi invitiamo a iscrivervi sia a quello del Pordenone Calcio 5 sia a quello del McCann. Ma Cristian, insomma, vedo insomma il programma della giornata, raccontaci un po' come sta andando, insomma. Innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito di nuovo e un abbraccio a tutte le donne perché visto questa è una giornata speciale per tanti motivi. E sta andando bene per questo inizio di campionato, no? Quindi diciamo che i risultati sono davanti agli occhi di tutti e noi rimaniamo comunque con un profilo basso. Oggi ci aspettano uno scontro salvezza contro i nostri avversari di oggi, l'Alto Vicentino, quindi sappiamo qual è il nostro campionato e rimaniamo sempre su questa lunghezza, non ci facciamo illusioni o altri castelli campati in aria.
Ecco, io guardo in questo momento la classifica e vedo il Pordenone terzo a pari merito con l'Alta Marca, primo il Petrarca, che probabilmente è la squadra favorita, 21 punti, sicuramente. ha vinto tutte le partite, poi c'è l'LDFC a 16, e quindi devo dire che comunque, caro Christian, state facendo, è vero, mantenere profilo basso, questo insomma il presidente Onofri e tutto lo staff sicuramente in questo momento sta facendo gli scongiuri del caso, però insomma al di là di questo, secondo me era da un po' che non ti ospitavamo, vi abbiamo seguito e sta andando... Colpa mia, è colpa mia. No? Chiedo umilmente perdono, gli impegni sono tanti. Esatto, gli impegni sono tanti, dovresti esserci più spesso, ti ospitiamo sempre, anche perché quindi oggi, come vedi, 15:30 uno dovrebbe veramente sdoppiarsi, cioè Max dovrebbe venire a Pordenone, a Torre, dove giocate voi, in via Peruzza, e io dovrei andare a Prata o viceversa, perché ci sono tantissimi appuntamenti, anche in dire c'è il Naonis che gioca in casa, insomma qua veramente gli appassionati c'è tanta carne al fuoco, insomma. Vabbè, si sa, no, che la provincia di Pordenone con il futsal va particolarmente d'accordo ed è un onore e un onere anche, perché poi alla fine in campo si va e dobbiamo dimostrare che tutta la pubblicità che si sta facendo in questo momento intorno al futsal pordenonese è ben messa. Beh, guarda, comunque qui un posticino alla pallavolo ve lo troviamo sempre, non fatevi problemi, c'è posto, ci sono poltrone, spazio poco perché ci sono tanti spettatori, ci sono tanti supporters. Oggi addirittura c'è anche la presentazione del settore giovanile e quindi ci sarà veramente il pienone per tanti motivi. E quindi appuntamento alle ore 16, magari un po' prima, perché sennò non trovate posto. 15:30 si inizia con tutto l'ambaradam, passami il termine. Va bene, certo. Il spettacolo inizia un po' prima, dopo la partita è alle 16 come fischio d'inizio. Tu no, Enrico, purtroppo, ma ti voglio dire semplicemente che noi stiamo cercando, perché poi come hai visto noi commentiamo il calcio amatoriale, il calcio 5 amatoriale, e ci chiamano talmente in tanti, non sappiamo più dove andare e come metterci. Questo dimostra che c'è voglia di farlo vedere, questo sport che è bellissimo. Bravi. Secondo me che veramente mi sta appassionando, io che non vengo da questo mondo del calcio 5, anche se insomma seguo il calcio tantissimo, ma il calcio 5 non l'avevo fatto, tanto devo dire che è appassionante, divertente, veramente vale la pena andare a vedere le partite di calcio 5 perché ci si diverte. Non ci si annoia mai. Vi devo lasciare, non offendetevi. No, ci mancherebbe. Grazie Christian, alla prossima. Grazie a voi e buon futsal a tutti, grazie, ciao. Grazie, ciao Christian. Ciao. Ecco, Max, che abbiamo fatto direi un'altra puntatona, tanti ospiti, tanti eventi sportivi fra pochissimo. Purtroppo sta andando male per i tennis, perché come ti avevo anticipato, la partita non è finita e adesso addirittura terzo set, siamo già un break avanti per Kecmanovic. È un cliente difficilissimo e Musetti in questo momento è già un miracolo che abbia fatto un set, però io ancora ci spero, ecco, perché poi dopo vorrebbe dire che Sinner è costretto alla vittoria contro Djokovic e questo non è un bene assoluto. Speriamo insomma che possa magari fare un controbreak o qualcosa del genere, perché in questo momento forse quel set lì ha dato veramente tutto, il primo, e poi si è un po' diciamo probabilmente dal punto di vista anche mentale è un po' calato, ecco. Volevo semplicemente, se tu mi permetti, prima di chiudere la trasmissione, volevo anche io, come noi di Sportissimo, insomma, dire qualcosa su questa campagna, insomma, su quello che si sta facendo in questa giornata eccezionale, meravigliosa, a favore delle donne, direi, no? E quindi contro questa maledetta violenza, questi uomini che si pensano e credono di essere prepotenti e sbagliano, perché non si può usare mai la prepotenza per avere e ottenere qualcosa, bisogna sempre avere la volontà. Se uno, e adesso lo dico in questo caso ultimo, poi dopo ognuno fa quello che meglio crede, però credo che tu non puoi costringere una persona a stare con te
perché lei non lo voglia più. Quindi ognuno deve, e non puoi ammazzarla per questo. Questo è l'errore grosso e grave, però non è solo questa la violenza, ce ne sono di tanti generi e nessuna è accettabile. Bisogna rispettare il prossimo, rispettare le donne, assolutamente. Ecco, quindi anche noi ribadiamo no alla violenza sulle donne. Questo deve accadere non solo il 25 novembre, ma per sempre, per tutti i giorni, ovviamente. Questo lo volevamo dire perché è un tema importante e sul quale anche noi ovviamente vi invitiamo a riflettere. Grazie Max, grazie a tutti coloro che hanno seguito questa puntata e grazie anche a chi la guarderà in differita. E noi di Sportissimo Channel ci vediamo qui su YouTube lunedì alle 20:55 circa, perché sarò a Morsano perché Max è stato licenziato dai Falchetti e quindi purtroppo non potrà essere con me, però insomma adesso ci sono delle trattative in corso. Solo lunedì e solo iscrivendovi al canale YouTube scoprirete se Max riuscirà a convincere Pietro, il presidente dei Falchetti, a reinserirlo ovviamente come commentatore ufficiale. Questo ovviamente... Com'è? E cameraman anche, naturalmente. Ah sì, anche cameraman, certo, assolutamente, commentatore e cameraman, duplice ruolo. Quindi iscrivetevi al canale, anche perché potrete essere avvisati ovviamente di tutti i nostri eventi in diretta e non solo. A tutti voi buon sabato e buon calcio 5 e non solo, perché c'è tennis, c'è la MotoGP, madonna quanta roba. Caro Max, a presto, ci vediamo lunedì, buon weekend e a presto a tutti quanti, grazie di averci seguito. Ciao, buon pomeriggio a tutti.